Ho assaggiato parecchi vini un po' di tutto il mondo, più che altro rossi, e la curiosità mi ha fatto anche pensare che per poter decidere se un vino è veramente di qualità era giusto provare a farlo e sentire anche nel vino la fatica di chi lo fa. E quindi mi sono arrangiato un po' a comprare le barbatelle e ho provato a piantare un vigneto con i vitigni che mi sono più simpatici, che sono il Merlot e il Syrah, e ho provato a vinificare e il risultato è stato buono nonostante non avessi esperienza. Mi sono un po' chiesto agli amici enologi piuttosto che titolari di aziende vinicole che mi hanno dato tutti, ognuno qualche piccola dritta, e ci ho provato e mi è andata bene, insomma. Ho fatto vino per 3 anni e poi ho cominciato a fare triathlon e non restava più tempo per fare nient'altro. Il triathlon sono praticamente le 3 discipline sportive che sono ormai anche disciplina olimpica, che è nuoto, bicicletta e corsa. Le distanze olimpiche sono classiche, sono uguali in tutto il mondo, sono codificate, che sono 1500 metri di nuoto, 40 di bicicletta, anche in gruppo, e 10 di corsa a piedi. Gli Ironman sono sempre triathlon, però fanno parte di un'altra categoria. Non sono soggetti a nessun tipo di campionati o di gare tipo Olimpiadi o Mondiali e via, però sono quelle che riscuotono, diciamo, un po' più la passione degli atleti. Qua è tutto portato all'eccesso, ci sono 3 km 800 di nuoto, sono 180 km di bicicletta dove è vietata la scia, quindi ognuno deve correre in bici da solo, e poi c'è la maratona di 42 km da fare alla fine. Di Ironman... La tua esperienza Ironman, insomma, ne hai da raccontare? Ne ho fatti già 13, fra cui qualcuno anche estremo, tipo il Norseman in Norvegia, dove siamo, mi pare, solo 2 o 3 italiani a averlo fatto fino adesso. L'Inferno Triathlon, che io da ex alpinista ho scelto perché passa sotto l'Eiger, che è la montagna delle montagne, quindi non potevo non provarci. Poi ho fatto l'Embrunman, che è un altro Ironman che fanno in Francia, dove il percorso ciclistico è molto impegnativo e segue una tappa del Tour de France. E poi ne ho fatti anche di quelli che fanno parte del circuito Ironman, che è quello che ha la finale più famosa, che è quella alle Hawaii. Allora, allenamento non quanto vorrei, perché col mestiere che faccio sono molto impegnato. È chiaro che tutto il tempo libero che ho lo dedico all'allenamento, e anche per quello poi non ho continuato a tenere la vigna. Alimentazione è importantissima. Io qua sono fortunato perché vivo nel paese del prosciutto e della trota, che sono praticamente amminoacidi ramificati in forma naturale. Quindi invece di prendere tante pastigliette, io mi mangio il prosciutto e mi mangio la trota e sono a posto. Ho fatto la miglior dieta che si può fare per uno sportivo. Io sono nato qua, mio padre è nato qua, mi sento sandanielese proprio al 100%, non andrei mai via da qua. Per me San Daniele e Friuli sono un cordone ombelicale da cui è impossibile separarsi.